Costrette a prostituirsi lungo la Pontebana tra Villorba e San Fior, 7 lucciole fra i 18 e i 25 anni, romene e albanesi, e tra queste anche la moglie e la fidanzata di 2 degli sfruttatori. Ad essere denunciati dai carabinieri per favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione un albanese 26enne residente a Macerata, un romeno di 24 anni ancora irreperibile e un connazionale 33enne, entrambi residenti a Montebelluna. Per tutti il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con l'obbligo di non allontanarsi da casa dalle 21 alle 6 del mattino. Le indagini dei militari hanno preso avvio nel novembre del 2011 e si sono concluse nello scorso mese di agosto. Le prostitute alloggiate in alcuni appartamenti fra Montebelluna e Conegliano erano controllate costantemente e il loro posizionamento sulla strada era frutto di un complesso studio dei luoghi più redditizi per gli sfruttatori. Alcune delle lucciole hanno anche tentato inutilmente di ribellarsi. 2 squillo chiesero senza esito di poter lavorare come donne delle pulizie, mentre una collega fu costretta a rifiutare un lavoro in un nightclub della provincia. Durante le perquisizioni è stata sequestrata una quantità industriale di preservativi, ma anche manette, vibratori e altri accessori per il sesso estremo. Nell'abitazione del romeno 33enne, il boss di questa organizzazione, è stata sequestrata anche una baionetta di provenienza sovietica. Ai nostri microfoni il comandante dei Carabinieri di Treviso, Claudio Papagno. Se appunto i Carabinieri della stazione di Villorba, a termine di un'articolata attività di indagine, hanno portato alla luce un'attività criminosa dedita appunto al favoreggiamento, sfruttamento e induzione della prostituzione a carico di 3 soggetti dell'est europeo che appunto si occupavano di gestire e controllare l'attività di circa 7 prostitute sulla Pontebana. Da parte degli stessi veniva appunto posta in essere un'attività di controllo dove veniva monitorata all'inizio e alla fine dell'attività di prostituzione, i guadagni, venivano posizionate le donne nei luoghi considerati più remunerativi anche da un punto di vista economico. Sì, appunto nelle indagini è emerso che alcune delle ragazze volevano anche fare altre attività lavorative, ma gli è stato impedito appunto perché erano considerate poco remunerative e poco redditizie.